Buongiorno a tutti, ci troviamo nell'incubatore universitario dell'Università degli Studi di Sassari, il CUBACT nato nel 2014 grazie al finanziamento regionale POR Sardegna 2007-2013 Innovare. L'attività fa parte delle attività di trasferimento tecnologico dell'Università degli Studi di Sassari e si occupa prevalentemente di aiutare i ricercatori dell'Ateneo nel percorso di creazione di impresa, di valorizzazione delle attività di ricerca in Ateneo, di accompagnare chiunque fosse interessato allo sviluppo di un'attività imprenditoriale innovativa nel percorso di sviluppo. Da gennaio del 2014 offriamo una serie di servizi di accompagnamento quali la pre-incubazione, che è destinata a gruppi non ancora costituiti in impresa, alle quali noi eroghiamo dei servizi di accompagnamento per lo sviluppo dall'idea di impresa al progetto vero e proprio, al documento definito, così chiamato il business plan, in modo tale da portare i gruppi pronti alla costituzione dell'impresa innovativa, ossia andare direttamente dal notaio in Camera di Commercio già conoscendo quelli che sono i problemi dell'essere imprenditore, soprattutto in un territorio come il nostro della Sardegna. Nell'incubatore offriamo anche dei servizi di incubazione, ossia diamo degli spazi destinati alle start-up innovative e alle spin-off che nascono nell'Ateneo, cercando di agevolare la cosiddetta contaminazione delle competenze in modo tale da aumentare la creatività nel percorso di sviluppo di nuovi progetti. A ottobre del 2016, quale altro servizio, abbiamo inaugurato il Fab Lab dell'Università degli Studi di Sassari, che è un completamento delle attività dell'incubazione, ossia serve a chi propone un progetto di impresa fisicamente a prototipare la proposta. Quindi si rivolge ovviamente in primis ai nostri ricercatori, ma è aperto a tutti coloro i quali si vogliono avvicinare a questo mondo delle stampe digitali che risulta essere molto variegato e pieno comunque di opportunità. Offriamo anche servizi di supporto ai ricercatori per i contratti di ricerca nella valorizzazione con eventuali potenziali imprese nazionali e internazionali e supportiamo il networking facendo parte come ufficio sia della rete Netval, ossia di tutti gli uffici di trasferimento tecnologico nazionali, della rete PNI Cube, cioè il premio nazionale per l'innovazione, all'interno del quale la Startup Sardegna è partner dell'evento nazionale. Buonasera, sono Gabriele Mulas, il delegato per il trasferimento tecnologico per l'Università di Sassari. In breve, le azioni che il nostro Ateneo sta svolgendo in questo periodo per valorizzare i risultati della ricerca e attraverso le operazioni di trasferimento tecnologico. È una parte dell'attività del personale universitario, il trasferimento tecnologico di fondamentale importanza per lo sviluppo, per l'interazione con il territorio, e in questo l'Ateneo crede moltissimo e l'insieme delle azioni vengono svolte attraverso l'ufficio di trasferimento tecnologico. L'ufficio di trasferimento tecnologico dispone di una serie di strutture presso le quali le aziende sono in fase di formazione, sono accolte e vengono guidate nel loro percorso, ovvero l'incubatore. A fianco a queste disponiamo di un Fab Lab, di un laboratorio di prototipazione digitale. Disponiamo e abbiamo messo a punto una serie di reti di laboratori resi omogenei per attività culturali con strumentazioni di altissima qualità, e tutto questo è stato sviluppato all'interno di programmi regionali che sono stati finanziati negli ultimi anni. Pensiamo che questa sia la strada per poter migliorare la qualità dei progetti di ricerca e dei progetti di trasferimento tecnologico
a vantaggio di tutto il territorio e con l'obiettivo di favorire la crescita delle aziende. Io sono Pierluigi Pinna, sono uno dei soci fondatori di Abinsula. Abinsula è un'azienda nata nel 2012 da un'idea di un gruppo di giovani ingegneri che dopo esperienze a livello internazionale ha deciso di aprire la propria azienda in Sardegna. I nostri settori principali sono il settore embedded, ovvero sviluppiamo software per microcontrollori, il settore web e mobile e la sicurezza informatica. Il nostro core business è molto orientato al campo dell'automotive. Adesso Abinsula conta 50 dipendenti, oltre 50 dipendenti, siamo a Sassari, a Cagliari e anche a Torino. E a livello di fatturato e a livello di numero di dipendenti siamo tra le prime start-up innovative d'Italia. Siamo qui presenti all'incubatore di Sassari, che è un luogo ideale per vivere al meglio il network delle aziende. Infatti collaboriamo con molte start-up qui presenti e inoltre ci permette di stare a un contatto importante anche con l'università. Un'università con cui stiamo pensando di realizzare diversi progetti innovativi insieme. In Abinsula io mi occupo di ricerca e sviluppo, quindi sono direttore di ricerca e sviluppo e l'idea è creare nuovi progetti innovativi, in particolare in collaborazione con enti come ricerca, altri imprenditori, altri ricercatori, altri digital entrepreneur, come si dice adesso, cioè quindi imprenditori digitali. Nell'ambito di questo infatti abbiamo creato un'altra startup che si chiama Lifely, che è partecipata come azienda da Abinsula e altri 6 imprenditori per lo sviluppo di dispositivi socialmente connessi. Sono dispositivi che interagiscono con noi attraverso i social network. Il primo prodotto che abbiamo pensato è un vaso Wi-Fi, quindi un vaso che unisce tradizione e innovazione, e infatti è fatto dai maestri artigiani di Assemi, però al suo interno ha dei circuiti elettronici che permettono alla pianta di comunicare col web, quindi comunicare lo stato di luminosità, umidità e temperatura al fine di migliorare la cura della pianta stessa. Diciamo che Abinsula allo stato attuale è un gruppo molto frizzante di giovani ingegneri, l'età media è molto bassa, è costituita da molti sardi, ma anche che hanno studiato a Cagliari, che hanno studiato a Sassari, altri invece che hanno studiato a Pisa, a Torino, e dopo il loro percorso di studi noi abbiamo fatto un insieme praticamente di convenzioni con le principali università italiane, in maniera tale che partendo da un tirocinio, ad esempio ne abbiamo uno con l'Università di Pisa, una convenzione universitaria di Pisa, una volta che finiscono il percorso di studi possono fare uno stage con noi e adesso praticamente la totalità di queste persone hanno un contratto a tempo indeterminato. Sardex da sempre un rapporto aperto con il mondo universitario. Lo abbiamo perché facciamo ricerca, perché ci cercano per i nostri dati, lo abbiamo perché da sempre studiare da soli non è portato da nessuna parte. In particolare con l'Università di Sassari, già a partire da MIXAS dell'anno scorso, così sarà per gli anni che verranno, così è stato per il progetto Innovare per l'Università di Sassari. Abbiamo un rapporto consolidato con il professor Muras, con Francesco Meloni, con l'incubatore qua del trasferimento tecnologico dell'università, quindi per fare uno dei nostri meeting territoriali. L'anno scorso ne abbiamo fatto 70, quest'anno siamo già a un punto, abbiamo deciso che fosse una delle sedi più vocate per poter fare questa